Buongiorno, chi abbiamo in linea? Pronto, buongiorno, sono Menzi della CCC. Sì. Buongiorno, lei che è un utente? Signora, non mi ha fregato, guardi, No, non è che sto facendo lo scherzo, è che ho preso il nuovo posto di lavoro. Sto lavorando, non consentili. In un call center, signora. Non consentire. Chi vendiamo i prodotti direttamente del telefono. Ah, ho Io mi capito. chiamo Nenzi. Pronto, buongiorno, sono Nenzi della CCC. Mi dica, Nenzi. CCC è cose casa casa. Ah, bene, signora, che cosa mi vuol proporre quest'oggi? Vada di fretta però, perché io sono qui a lavorare. Noi mica- vendiamo tanti di quei prodotti, quelli che sono cose casa casa, no? Per esempio? Perché sono cose che uno incatta e poi si trova casa casa che non ci servono a niente, no? Classico. Comunque bisogna per i prodotti. Per esempio? Oggi proponiamo ai nostri utenti, Sì. abbiamo preso il suo numero di una banca dati, Sì. c'è il foglio davanti, capito? Sì. Abbiamo preso il suo numero di una banca dati A caso, così, così sì, lei sì. è stato sorteggiato, intanto ha Che vinto fortuna. un viaggio per 5 persone a Las Vegas, andata, ritorno e Sì. compreso 100.000 euro di fish. Signora, di giocare nel casino. Signor, mi dica il trucco. Ah, poi ha vinto una bicicletta con vabbè. cambio Shimano. Sì. Sì, una bicicletta lei invece mano. Mi sa- quelli che non sanno portare la bicicletta pure, Mi sa no? tanto che ci deve levare mano lei, signor. Poi ci stiamo regalando anche una batteria di cucina, Sì. una batteria di telefonino, Sì. una batteria per telecomando. Sì. Mi serve, sai? Com'è? E poi ci regaliamo una copetta dell'Ana Merinos. Esatto. Che la pecora direttamente se la mandiamo a casa viva, ci facciamo vedere come ci laviamo la lana. Ma che schifo, e signora, ce la poi- impieghiamo direttamente nella Ma copetta. no, e poi puzza, signora. Ma quando mai? Ma no, la smetta. Tutto questo, Sì? in omaggio, se Sì? lei si compra, Sì. lo tappamura automatico. Cioè, io praticamente ho tutte queste cose in omaggio comprando solo un tappamura. Un tappamura automatico. Ma cos'è un tappamura automatico? Non sai che cos'è un tappamura? Un tappamura automatico? Allora c'è una pubblicità. Sì. Ce l'ha la sigla della pubblicità lei? No, non ce l'ho una sigla La metto io, pubblicità. vediamo se ce l'ho. La metta in sottofondo lei, signora, Vediamo se ce l'ho, la ecco, sigla della ecco. pubblicità, va bene? Vedo un po'. Ma chi è sta minchiata? Non l'ho messa io, signora, se aspettavo che la mettesse lei, insomma, faceva buio qui. Va bene, va. Allora, un tappamura automatico. Vuoi Sì. dire basta alle fastidiose mosche che ti rozzano intorno? Signora. Vuoi dire stop a quelle zanzare che la notte non ti fanno dormire? Vuoi dire di no a quelle zamballeri, conosci? Zamballeri, sì. Quelle zamballeri che vengono direttamente ritenute da Vaccarizzo? Sì. Vuoi dire- Dopo essere sfuggita alle trappole, quelle zzz. Esatto, vuoi dire basta alle bratte collali? Che schifo! Se sei allergica di DDT, se non vuoi usare spray, se non vuoi danneggiare l'azzolo, Sì. come il buco nell'azzolo. Sì, il buco nello zoo. E allora comprati un tappamura automatico. Sì. Un tappamura automatico è un tappamura che prende, riconosce direttamente l'insetto, E lo appena casi tu lo insegui casa a casa e va a tappare mura. Certo, ci sono controindicazioni perché si piglia bomboniere, cose, tavolini di vetro. No, ma soprattutto, signora, mi spieghi, perché lei avrà avuto sicuramente, si sarà preparata su questo argomento, insomma, lo deve vendere. Poniamo per assurdo che una bratta con le ali, per esempio, si posi sulla mia testa. Che cosa accade? Un tappamura, io è alzato che c'ha le molle, Sì. getto un salto, i due sapati, c'ha una mano di plastica, proprio a forma di mano di plastica, Sì. e c'ha magari c'è stanno i cinguini, andava a fondi e ammazza la bratta collare. E Ma- che c'ha dei sensori particolari che riconoscono il volo della bratta. Ma mi fa male, però, scusi, una manata in fronte. Però scusi. ammazza la bratta, scusi. Sì, vabbè, ammazza Ma lei la se la bratta. farà chiarare, andava a fronte alla bratta, non ho capito. Io ho detto per ipotesi. Per ipotesi, per i poco. In ogni caso, Come un si tappamura Che si automatico. permette, signora? State attenti perché se vede bambini neonati Sì. che camminano casa a casa, lui c'ha un sensore che riconosce il bambino e Sì. state attenti perché a sto codo avvicinito io porto a tombolato, porto direttamente nella culla. State attenti, bene? Allora che fa? Lo compra tutto alla modica cifra di 499 No, signora, euro e 90. guardi, se lo può tenere, guardi, si tenga anche il viaggio a Las Ti Vegas. regaliamo il viaggio a Las Vegas per 5 persone Guardi, e 100.000 euro di fish. Se devo essere sincero, ero allettato dalla batteria del telecomando, però sinceramente... Allora che fa? Non se lo prende? Allora, ascolti, non può farmi... Mi venga incontro, signora, mi venga incontro. Ma guardi che abbiamo prezzi fissi, 499 euro e 90. 499 euro, cioè sono 500 euro alla fine. Ma signora. lei vuole mettere che se leva tutte le zanzare da casa? Faccia 4,50. Perché lei non c'ha la casa a Vaccarizzo e quindi non può capire il problema. Ma tutti gli ascoltatori che hanno Sì. la casa a Vaccarizzo, non tappamura se lo comprano tutti. Signora, faccia 4,50. Dai, 4,50 troviamo l'accordo, dai. Mi paro con il principale, ora. E parli col principale. Quello principale, Ma come? Non c'è quel principale. Ma l'ho capito. Siamo un consenter noi. Vabbè, che chieda un qualche collega del call-center. Responsabile? Che ne so, ci sarà un responsabile, un caporeparto, insomma. Un responsabile ci viene non su cattassa mai, non lo voto. Un
da paura, perciò non si posso chiedere opinioni. Senti, lei su mi casa, mi hai visto questa cortesia che io ho? Sì, è troppo, 500 euro. Stai facendo di provvigione, c'ho. Ma guardi signora, facciamo una cosa allora, io lo compro. Lei guadagna il 3% di provvigione. È pagabile in comodissime rate? Tipo? Di 3 euro al mese. Perché lei per 97 anni. Manco a farlo. Può pagare 97 anni e 3 euro al mese. Vabbè, affare fatto, E signora. allora ce lo mando? Mi mandi soprattutto la batteria del telecomando, però. Me lo manda alla radio? Me lo mandi alla radio, signora, grazie. La saluto, grazie. Grazie signora, grazie. E in bocca al lupo per il suo nuovo lavoro. E si ricordi che lei ha parlato con Nenzi della sì, CCC, certo, ci cose manca. casa a casa. Bene, grazie signora, Grazie, buon lavoro, arrivederci. grazie.